Si respira sempre più aria di rottura in casa Lega. Ad anticipare lo strappo di Flavio Tosi ci pensano i due fedelissimi del sindaco di Verona, gli ormai ex consiglieri regionali del Carroccio, Luca Baggio e Matteo Toscani, che hanno presentato all'ufficio di presidenza del Veneto la richiesta di costituire un nuovo gruppo in consiglio regionale denominato Impegno Veneto. Uno strappo che non preoccupa affatto il presidente del Veneto Luca Zaia. Immagino che questa campagna elettorale, l'avvicinamento alla data fatidica, ponga questioni anche più intime in ognuno e quindi ognuno deciderà cosa vuol fare del proprio futuro. Io ho i veneti a mio fianco, quindi pancia a terra e vado avanti verso la mia direzione. Poi in democrazia ognuno fa quello che vuole della sua vita politica. Penso che i veneti hanno ben chiaro dove sta la qualità, dove sta anche l'impegno che in tutti questi anni abbiamo profuso e abbiamo dimostrato. I sondaggi ci dicono che i veneti sono con noi. Sono con il loro presidente che ha sempre dimostrato di difendere il Veneto a tutti i livelli, a iniziare dagli ospedali della sanità, siamo i numeri uno d'Italia, per passare alla miriade di iniziative, una per tutti, 235 comuni alluvionati, 925 opere realizzate per l'alluvione, 360 milioni di euro in 9 mesi tutto questo. E intanto il segretario federale del Carroccio, Matteo Salvini, in collegamento telefonico durante la puntata di Focus di ieri, ribadisce la sua fiducia in Zaia. A me interessava garantire ai veneti le possibilità di riscegliere ancora Luca Zaia, se lo vorranno democraticamente e pacificamente. Luca Zaia governa una delle regioni più efficienti d'Italia e una delle sanità migliori d'Europa. Luca Zaia ha garantito che nonostante i tagli l'anno scorso la regione aiutasse 7.000 imprese, ha aperto centinaia di cantieri di opere pubbliche, quindi mettere in discussione un governatore come Luca Zaia, che ci viene invidiato da mezza Italia, era una sciocchezza. E a proposito di Veneto, domani Zaia porterà a Roma all'incontro promosso dal Presidente della Repubblica Mattarella la richiesta dell'autonomia della nostra regione.